Buongiorno. IDS. Incontri di astrofisica e divulgazione in Sardegna. Astrofisica è il tema, il contenuto. È stato scelto per una questione, diciamo così, di cuore, di viscere, di passione che però i relatori, questi ragazzi, hanno saputo trasformare in professione. La forza di gravità è sostanzialmente proporzionale alla massa della Terra, che genera la sorgente del nostro campo gravitazionale, e la massa gravitazionale dell'oggetto. Quindi vediamo sperimentalmente, noi abbiamo che questa massa gravitazionale coincide con la massa inerziale dell'oggetto, ma di per sé non c'è nessun motivo per cui questo debba essere vero. E un esempio di questo è se anziché considerare la forza di gravità consideriamo per esempio la forza elettrica che si esercita tra due cariche. Vediamo che la forza elettrica è sempre proporzionale alla carica del nostro oggetto, a una carica che genera il nostro campo elettrico diviso per il quadrato della distanza, e abbiamo che la carica non è uguale alla massa inerziale dell'oggetto, quindi cariche diverse sottoposte a un campo elettrico hanno una diversa accelerazione, perché c'è una relazione speciale tra gravità e inerzia, e questo è stato il punto di partenza di Einstein appunto per formulare la sua teoria. Qui vediamo qual è la frequenza di onde gravitazionali emessa mentre ruotano l'uno sull'altro, e vediamo che l'orbita del sistema si sta restringendo. Questo è dovuto al fatto che appunto il sistema sta perdendo energia e sta mettendo onde gravitazionali, e la frequenza delle onde gravitazionali sta aumentando sempre di più in quanto i due buchi neri si fondono per formare un unico oggetto. Abbiamo tantissime teorie che provano a modificare la relatività generale, tantissimi modelli che provano a spiegare cosa sia la materia oscura e cosa sia l'energia oscura, e ancora però non abbiamo una risposta che abbia un riscontro sperimentale vero e proprio. Questo lo lasciarvi con questo. Adesso andiamo a vedere insieme le leggi della termodinamica e le leggi di Maxwell. E quello che venne trovato, mettendo insieme le leggi della termodinamica e Maxwell, è questo curvo qua. Beh, la potenza emessa dal corpo nero innanzitutto è la funzione della lunghezza d'onda. Primo passaggio scioccante per la fisica classica. Per la fisica classica l'intensità o la potenza, in qualche modo, di una radiazione non può dipendere dalla frequenza, ma dipende dall'ampiezza dell'onda. Più l'onda è grande, più la potenza emessa è grande. Non c'è nessun riferimento alla frequenza di questa onda. E già qui c'è il primo shock. Quello che si trova è questa curva qua. No, quello che trovano gli esperimenti sono queste curve qui. In base alla temperatura del corpo nero la curva è più o meno piccata. E quindi, come vedete, c'è un accordo soltanto quando le lunghezze d'onda sono molto grandi. Per tutto il resto le curve sono completamente diverse. Come si risolve il paradosso? Arriva questo signore, che si chiama Planck, che a 42 anni, dopo non tantissimi successi nella sua vita da fisico, perché purtroppo per lui arrivava sempre in ritardo, c'era qualcuno che prima di lui trovava quello che lui stava studiando. Però a 42 anni ha un'intuizione alquanto geniale e dice: no, forse Newton aveva ragione. L'autogravitante, cioè è sostenuta dalla sua stessa gravità, della gravità dovuta alla sua stessa massa, è in equilibrio. Equilibrio significa che ci sono delle forze. Le forze che ci interessano sono due. La forza gravitazionale, che è dovuta alla massa della stella stessa, che come sapete è una forza attrattiva, quindi tenderà a far collassare la stella. È una forza che tende a schiacciare, a concentrare tutte le particelle al centro, nel centro di massa della stella. Più la forza che è dovuta alle reazioni termonucleari che invece avvengono nelle regioni centrali della stella. Reazioni termonucleari che producono una forza che dall'interno si propaga verso l'esterno, questa forza bilancia quella gravitazionale e la struttura rimane in equilibrio. Queste forze termonucleari sono reazioni di fusione nucleare e, almeno negli stadi iniziali di vita di una stella, non sono altro che la fusione di 4 nuclei di idrogeno, cioè 4 protoni, in un nucleo di elio. Questa reazione produce energia. Ci
è la responsabile dell'osservazione di queste curve strane di rotazione delle galassie. Dicevo, di evidenze ce ne sono anche altre, questo ne ha parlato ieri Francesca, però questo solo per far vedere un'immagine dell'effetto di lente gravitazionale. Al di là dei dettagli, qua fondamentalmente questo non è che l'immagine è uscita male, qua queste linee, queste storture che vedete sono dovute al fatto che davanti, queste sono galassie lontanissime, davanti a queste galassie c'è della materia oscura, cioè c'è della materia che noi non vediamo, e questa causa la curva, come ha spiegato ieri Francesca, lo spazio-tempo, curva lo spazio, e quindi costringe la luce che arriva da dietro, dalle galassie più lontane, a seguire traiettorie e curve, e l'effetto è che ci arrivano che le immagini di queste galassie ci arrivano deformate. Questa è un'altra evidenza, ma ce ne sono tante altre evidenze della materia oscura. L'altra è, abbiamo detto, l'energia oscura. L'energia oscura viene scoperta negli anni 90, è valsa il premio Nobel perché è una scoperta importante. E l'energia oscura a che cosa ci serve? La materia oscura, abbiamo risolto il problema delle masse, di questa massa che non vediamo. Adesso chi ce la fa fare il problema dell'energia oscura? Perché dobbiamo complicarci la vita? Perché appunto diciamo un universo in espansione. Come un altro modo per immaginarsi l'espansione dell'universo è, immaginatevi il Big Bang, che è un'esplosione iniziale, immaginatevelo come il lancio. Queste sono soltanto combinazioni casuali, perché noi come lo vediamo il bosone di Higgs? Non vediamo direttamente il bosone di Higgs, lui stesso è instabile, va in altre particelle e noi misuriamo le particelle in cui va. E a ritroso calcoliamo da dove sono venute. In questo caso il bosone di Higgs sta andando in 2 fotoni, quindi noi stiamo ricostruendo i 2 fotoni e poi ne ricostruiamo la loro massa. Ora però fotoni nel nostro rivelatore ne vengono creati tanti, non solo quando noi facciamo questi scontri non vengono creati solo i fotoni che vengono dal bosone di Higgs, ma ne abbiamo tanti, quindi è molto facile prendere anche una combinazione di un fotone magari che viene anche dall'Higgs, ma di un altro fotone a caso, metterli insieme e questi ci danno tutto questo fondo qua. Una volta che però sottraiamo questo fondo, allora avanza questo picchetto. Questa è stata la prima osservazione del bosone di Higgs, poi nel 2012, aggiungendo i dati, abbiamo visto che questo picchetto è cresciuto sempre di più e allora siamo stati certi di aver scoperto una nuova particella. Occhio che all'inizio poteva essere una nuova particella qualunque, non necessariamente il bosone di Higgs, perché la teoria non ci diceva la sua massa. Abbiamo però studiato come si comportava appunto sui modi di decadere e via dicendo, e allora lì abbiamo visto che assomigliava proprio al bosone di Higgs predetto dal nostro modello. Io dico che quattordicenne volsi quel naso allora integro verso l'eclissi del sole, decidendo quale sarebbe stato il mio destino. Astrologo, astronomo e alchimista, donnaiolo impenitente, ho vinto tutti i duelli con i tanti mariti gelosi delle stelle che facevo vedere alle loro mogli, perdendone uno solo e con esso il naso, tranciato dalla spada di Mandel Parsberg, un oscuro studente, maledettamente bravo con la spada, che aveva osato dire di essere un matematico migliore di me. Tutta la vita con il naso verso le stelle, ne ho censito oltre 1000, e verso i letti altrui, dei quali non ho tenuto il conto, e quando lo perdo è a causa della matematica. All'alternarsi delle stagioni cosmiche, di pari passo questi mondi si coprono di mari densi e caldi, da cui le prime guizzanti cellule traggono nutrimento. finalmente sui continenti germogliano le foreste, Si accalcano mandri e folle, sofferenti o festanti. sorgono e crollano gli imperi, Franano anche i muri più solidi. si intrecciano senza sosta le culture, Si innalzano imponenti grattacieli, pulsano gli smartphone e i computer, attraversati in ogni istante da infinite particelle, in un rimescolarsi senza fine, dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo.